Pronto, buonasera, dopo partita uva. E pronuncia si porta bello. Quanto vieni? Bisogna che parlasse una mattina con mio cugnato perché lì non so, capisci? Ma più o meno come si è fatto? Ma non capisci? Non è che capisco molto di partita uva. Bisogna che parlasse una mattina verso le 8 con mio cugnato. Cugnato, come si chiama? Mario, vero? Alberino. Adelino? Alberino. Adolino? Alberino. Alberino? Sì, vescovo Alberino. Buongiorno, attimo, sto creaziano. Per rivali interessato perché mi telefono per voce del creaziano, te lo faccio un attimo. Va bene. Pronto? Buonasera, sto creaziano. Creaziano? Sì, comincio. Eccolo! E ora? Ma non ti ricordo che ho telefonato settimane fa? Ma io dico che bisogna parlare con mio cugnato. Perché mi... Non ancora il cognato. Venga via, prima venga via, adesso non è a casa, io che come sei? Non trovo mai. Domani mattina quando sei 8 inizio a casa. Perché domani mattina alle 10:30 andiamo via mia. Ma io dove vado stasera? Sì, mio cugnato. Mio cugnato adesso venga via, adesso è un pochino, ma se no alle altre sere è sempre a casa. Sì, perché sai, non è già missibile perché quasi 2 settimane che mi continua a telefonare per Uva. Non lo trovo mai. Mi pare così, perché sono sempre a casa tutta la settimana. Ma sì, è che mi lavoro sabato mese. Sì, lavoro e sono libero al sabato praticamente, così non posso fare una telefonata. Se mi telefono la mattina? Ma io non sto a dirmi niente. No, non posso, perché mi vengo a casa a sera e mi non voglio che vado là, capisci? Ascolti, no, mi può fare un favore enorme. Mi dica. Io sto a casa adesso. Adesso non posso andare via. Anche io. Sì. E non vede nessuna casa. No, non vede nessuna. Una puttana, un po'. No, non li via tutti. Che cosa? Li via tutti. Ascolti. Io posso trovare mio cugnato. Domani mattina alle 8 lo trovo, perché... Se faccio un favore, siccome domani mattina dopo vuoi andare al mare, no? Qua a Madonna. Va bene, signore. E ora vengo là direttamente. Perché io la mattina non so a casa, capisci? Va bene, ma questo cognato. Io ho fatto là, no? Voi altri dove siete? Sanno che quel bar dei Piqui, non so, perché c'è... È una di Germano che abitiamo qua, un po' di sito non conosciamo, capisci, ne ha camminati, no? Dove è l'uscita? Però provare sull'elenco. Aspetta. Ascolta, che sto ancora a fare ora? Io cazzo, interessa perché domani mattina devo andare al mare e insomma cosa vedere mi sto facendo. Domani mattina se passa alle 8 a casa sua. È le casa, perché alle 10:30 non andiamo via domani mattina. Posso passare alle 8 così me lo fa vedere un attimo, mi faccio un'idea. Va bene. E ora che strana cosa fare? Così a Vigonza, a Chiesa di Vigonza. Ecco, è davanti 500 metri, la prima strada. No, sono stato anni fa in via Uganda, adesso me devo venire. Così. Che numero? 45. E ora facciamo così, alle 8, domani mattina, magari si fa trovare fuori casa il suo cognato. Va bene, ma il cognome qua è Deo, Vescovo. 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 Vescovo Alberino. Qua B? Sì. Tuo. Vabbè, Alberino. Alberino, sì. Alberino? Ma cosa che nome è? Lo so, adesso la mia sorella, quindi lo so. Alberino. Alberino, sì. E come si chiama? Lui invece Tomaello e Lionello. Tomaello. Ma i vostri genitori erano tutti femminili quando vi dà il nome? Beh, insomma, se la vuole scattare, vada, No, non deve scattare, ma Tomanello e Alberino, io non li ho mai sentiti. Va bene, allora... Era una tipa stravagante. Ecco. Va bene? Arrivederci. Ciao!